Emanuele Sara, partiamo da te, da raccontare chi sei e cosa è per te la musica, anzi cosa è stata la musica da quando eri piccolo. Allora, per me la musica è un modo per potermi raccontare. Sono molto timido, personalmente nella vita di tutti i giorni sono molto timido e con la musica riesco a raccontare delle cose che altrimenti non avrei potuto raccontare. Arrivi da un periodo denso, faticoso anche, ma è stato importante per te perché sei uscito con il tuo terzo album che si intitola Lo so che tu lo sai. Cosa c'è dietro quest'album? Allora, dietro Lo so che tu lo sai c'è un lungo lavoro di ricerca. Ho voluto raccontare molti aspetti della mia vita, è molto sentito come album, come canzoni, ci sono delle canzoni anche leggere, però nulla è lasciato al caso, ogni canzone tratta un argomento importante e quindi vi invito ad ascoltarlo. Mi dicevi che bisogna essere preparati, pronti per ascoltare questa musica perché è vero che ci sono pezzi più leggeri, più radiofonici e altri invece più densi di significato, ma è importante riuscire a trovare quella di cui abbiamo parlato prima, quella famosa frequenza, perché tu racconti un vissuto e in quel vissuto bisogna ritrovarsi. Sì, bisogna ascoltare quest'album mettendosi nella giusta frequenza, bisogna essere... Io lo spero che quando ascoltiate quest'album siate predisposti a ricevere il messaggio che arriva, che ho voluto raccontare nelle diverse canzoni, perché ogni canzone poi ha un diverso messaggio, un diverso tema. I tuoi, chiamiamoli follower, in realtà sono appassionati di questa musica, tra l'altro so che la prima appassionata è proprio tua moglie e che ti ha spinto in questo lavoro di ricerca e questo percorso. Adesso sei fresco di tour radiofonico, ci vuoi raccontare qualcosa? Com'è stata questa esperienza? È bello comunque andare in radio, raccontarsi è sempre bello, poi qualsiasi mezzo che ti mette davanti all'opportunità di poterti, cioè ti si apre il mondo davanti comunque con i mezzi che abbiamo adesso a disposizione, anche questo video che stiamo facendo, adesso questa intervista che la vedranno in Mondovisione, quindi questi nuovi mezzi potrebbero essere la salvezza. Ti danno la possibilità di entrare in contatto anche con chi ti segue, con chi apprezza questa musica. Possiamo spoilerare qualcosa dei tuoi prossimi appuntamenti? So che tra pochissimo c'è anche una festa qui a Ossi. Sì, il 23 giugno c'è la festa di San Giovanni, quindi dove mi esibirò con qualche canzone durante il rito che si fa nella festa di San Giovanni. Saltano il fuoco, compare, comare e fanno tante cose belle. E poi ci sono altri appuntamenti, per l'estate per esempio c'è un festival ad Alghero, è molto bello, molto seguito, anche intimo, dove mi potrò raccontare a una platea abbastanza ristretta, quindi spero di potervi abbracciare in quel momento. E poi ci saranno delle altre novità ad ottobre. So anche che stai continuando a scrivere, ecco, perché Sì. non solo tour radiofonico, non solo presenza sul palco in diverse città, ma anche qualcosa che fermenta nella tua testa. Possiamo spoilerare qualcosa? La mia testa non si ferma mai. Mi devo imporre di fermarla, quindi faccio anche molta meditazione per poter bloccare i pensieri, per poter rallentare un pochettino quello che arriva. Ti direi di non bloccarli, ma di tradurli in musica, perché questo lo sai fare molto bene. Sì. Non so se è un bene o se è un male, per adesso potrebbe essere un bene o un male, per chi mi ascolta, per quello che racconto è magari un bene. Però i troppi pensieri non sono sempre molto belli, nel senso che sentire sempre tante cose, avere un'empatia
troppo spiccata, a volte dobbiamo comunque gestirla. sì, ecco, è da gestire. È questo, ma è un lavoro che dobbiamo fare un po' tutti. Sì. Allora, approfittiamo di questa occasione per non solo farvi ascoltare questo disco, ma per invitarvi a seguire Emanuele nei suoi prossimi appuntamenti. Vuoi dire qualcosa al tuo pubblico, Emanuele? Seguitemi, ascoltate il disco, soprattutto ascoltatelo con serenità, in profondità, rilassatevi mentre lo ascoltate, non in maniera superficiale. Purtroppo adesso la musica dei nostri tempi sta diventando talmente liquida che sembra quasi usa e getta, nel senso che la devi assaggiare. Arriva, passa, va via. Sì, è un assaggio, no? Assaporatela, riassaporatela come se fosse un piatto prelibato, poi ovviamente sui gusti non si parla. Quindi ascoltatela non solo con le orecchie ma anche con il cuore. Sì. Grazie Emanuele. Grazie a te Alessandro.